Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata dell'Almanacco. Oggi è lunedì 9 marzo 2026. Il sole sorge alle 6:33 e tramonta alle 18:09. La luna si leva alle 13:11 e cala alle 3:48. Oggi si celebra Santa Francesca Romana. Il nome Francesca deriva dal latino medievale Francisca, forma femminile di Franciscus, cioè francese dalla Francia. Oggi vogliamo parlare di un organo vitale, ma spesso trascurato del nostro corpo, i reni. La giornata mondiale del rene, che si celebra oggi ma solitamente il secondo giovedì di marzo, è un'iniziativa globale volta a sensibilizzare l'importanza dei nostri reni. Buon compleanno a Matteo Salvini, che oggi compie 53 anni. Salvini è stato vice premier e ministro dell'interno nel governo Conte con il Movimento 5 Stelle e dal 2022 è vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel governo Meloni. Ornella Muti festeggia oggi 71 anni. Auguri a questa splendida attrice che ha incantato il pubblico con la sua bellezza ed il suo talento. Ha esordito nel 1970 con il film La moglie più bella di Damiano Damiani, ispirati alla vicenda di Franca Viola, la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore. Da allora ha recitato in oltre 80 film, lavorando con registi come Monicelli, Risi, Scola, Ferreri e molti altri. Emma Bonino compie 78 anni. Ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti civili e alla promozione della pace e della democrazia. Si è avvicinata alla politica negli anni 70, aderendo al Partito Radicale di Pannella. Ha anche combattuto per la legalizzazione dell'aborto, del divorzio e delle droghe leggere, subendo anche un arresto e ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali. Un giovane sconosciuto compositore, Giuseppe Verdi, scosse la Milano occupata dagli austriaci con un'opera che è diventata un simbolo di libertà, il Nabucco. Verdi, che aveva perso la moglie e i 2 figli, si riscattò dal fallimento del suo primo lavoro e conquistò il pubblico della Scala il 9 marzo 1842. L'opera, che racconta la deportazione degli ebrei in Babilonia, fu chiamata Nabucco perché il nome del re babilonese Nabucodonosor non entrava per intero sui manifesti. Il coro Va a pensiero si trasformò in un inno risorgimentale contro gli austriaci. Vi siete mai chiesti se esiste un metodo scientifico per vincere alla lotteria? 2 matematici inglesi dicono di sì. Sembrerebbe che bastino 27 biglietti per avere almeno un ambo vincente. Il problema è che non è detto che il premio sia più alto del costo dei biglietti. Il loro calcolo infatti si basa sulla Lotteria Nazionale del Regno Unito, dove si estraggono 6 numeri da 1 a 59 2 volte alla settimana. Le combinazioni possibili sono di oltre 45 milioni, ma si può vincere anche con terni, quaterno, cinquine e sestine. Il vero consiglio? Giocate responsabilmente. Buon inizio settimana ai 12. Oggi una conturbante luna in Scorpione inaugura la settimana con un bellissimo trigono a Giove, quindi molto positiva per i segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, ma anche con un importante trigono a Mercurio e al Sole che porta chiarificazione in tutta la comunicazione emotiva e sentimentale. Vediamo cosa succede nello zodiaco Ariete. Venere splendida nei vostri gradi, una Venere congiunta a Nettuno e a Saturno, una Venere volitiva, forte ma ponderata, razionale, che soprattutto insegue un sogno a lunga scadenza. Per gli Arieti è arrivato il momento di trovare la persona giusta e di convolare a giuste nozze. Per chi è già in coppia iniziano dei progetti a lunga scadenza. Toro, per voi oggi la Luna in opposizione stimola in mattinata un po' Urano in una maniera un po' nervosa, ma è ciò che vi permette di proiettarvi al di là dei vostri limiti e di comprendere quanto finalmente bene siete riusciti a fare nella vostra vita personale e nel lavoro. Gemelli, per voi oggi è una giornata importante perché la Luna e il vostro Mercurio congiunto al Sole vi ripagano di tante fatiche. Adesso avete dei feed molto positivi rispetto al lavoro e rispetto al vostro agire nel mondo. Continuate a farvi amare in maniera brillante e simpatica come sempre. Cancro, per voi oggi la vostra Luna, la vostra dea è indicatrice e portatrice di tante novità nello zodiaco. Prima tra tutte un ottimismo notevole
notevole, una profondità importante e soprattutto finalmente avete risposte positive su tutto quello che vi volevate sentire dire al lavoro e in amore. Leone. Che dire di una Venere, di un Saturno e di un Nettuno perfettamente in trigono, pronti a spingere il Leone verso una nuova forma di conoscenza di se stessi, verso una nuova bellezza, verso una nuova positività e soprattutto ad amori più solidi, concreti e costruttivi. Vergine, per voi oggi la Luna è decisamente molto amica e comunicativa, vi mette subito in risalto qual è il problema, trova subito le soluzioni ed è sicuramente un momento in cui le tensioni planetarie sono più lente e vi stimolano con Marte, Sole e Mercurio a sbaragliare un po' il tempo fermo e ad appropriarvi di una velocità emozionale e anche economica decisamente più evoluta. Bilancia, ecco a voi una luna che finalmente non fa titubare più nulla, una luna che chiede chiarezza, una luna che chiede tempi, scadenze e vi chiarisce ciò che può essere o non può più essere sia al lavoro che in amore. Scorpione, per voi oggi la luna nei vostri gradi è una luna che si esprime in una maniera magistrale, porta con sé i benefici di Giove al vostro segno zodiacale con uno stupendo trigono e lo stesso fa con la forza e la vigoria del Sole e la chiarezza comunicativa di Mercurio, che dirvi innamorati felici su una nuova strada. Sagittario, Venere vi sorride da lontano, una Venere che cerca passione, ma una Venere che cerca anche di strutturare con una promessa un tempo dell'amore decisamente più strutturato. I Sagittari che volevano diventare genitori, ecco, avete un ottimo momento in questo tempo per vivere questa emozione grandissima. Capricorno, per voi Saturno è addolcito dalla bella Venere che lo abbraccia nei suoi gradi e con un sognatore Nettuno, seppure esigete sempre tantissimo dal lavoro e nella vostra ferrea governance in tutto, l'amore ha suoi dei connotati decisamente molto più dolci e fa sognare anche voi Capricorno che ai sogni cedete poco. Acquario, voi invece ai sogni cedete molto facilmente e la vostra fantasia adesso può contare sulla comunicativa e una promessa affettiva che farà in modo che non fuggiate mai più. Per quello che riguarda il punto di vista economico e lavorativo, state vivendo un momento di grande maestria gestionale, avete preso delle decisioni importanti e queste cominciano a fare sentire i segnali che siete sulla strada giusta. Pesci, per voi oggi è una giornata molto bella proprio perché la Luna in Scorpione, Giove in Cancro, trigono perfetta, Sole e Mercurio che si muovono ai nostri gradi, il tutto ravvivato dalla poivre di Marte che mette sempre un po' di passione in più. Che dire, buon inizio settimana a tutti. Oggi, 9 marzo 2026, si celebra il 67° anniversario della nascita della Barbie. La bambola fu presentata per la prima volta dalla Mattel alla Fiera del Giocattolo di New York il 9 marzo 1959. Ideata da Ruth Handel, Barbie, il cui nome completo è Barbara Michelle Roberts, divenne subito un successo mondiale e un'icona di moda e cultura, ispirando numerosi artisti, incluso il recente successo cinematografico di Greta Gerwig. Perché si dice avere fegato? I greci consideravano il fegato la sede della forza e delle passioni. Questa associazione è celebre nel mito di Prometeo, dove l'aquila inviata da Zeus divorava il fegato del titano ogni giorno, solo per vederlo rigenerarsi la notte. Questo mito sottolinea due aspetti. Uno è la resilienza, infatti il fegato è l'unico organo capace di rigenerarsi. L'altro, invece, è la forza indomita, cioè la capacità di sopportare un supplizio infinito che ha reso il fegato un simbolo di resistenza e coraggio. Per questo motivo culturale e mitologico, il fegato è associato all'audacia, a differenza del pancreas o della milza. Chi è stato il re degli scacchi, il genio che ha battuto i sovietici in piena guerra fredda? Bobby Fischer, il campione americano che ha fatto della sua vita una partita. Autodidatta, vinse tutto quello che c'era da vincere, fino alla sfida finale con Spassky, il campione mondiale. Ma Fischer non era solo un genio, era anche un matto, paranoico, bizzarro, capriccioso. Rischiò di perdere tutto per i suoi capricci, ma alla fine trionfò con mosse incredibili. Poi la mossa più folle, scomparve, visse da recluso, da fuggiasco, da antisemita, morì solo senza fidarsi della medicina.
E la nostra frase del giorno è: è facilissimo reagire con freddezza alle cose durante il giorno, ma di notte è tutto un altro discorso. Allora accogliamo questo nuovo giorno che è ormai alle porte. Io vi auguro un buon lunedì e come sempre ci vediamo domani, stesso posto, stessa ora, stesso canale. Buona giornata dalla vostra Jaira.